Ritroviamo l'amico Walter Michelini, che è rappresentante, tra le altre cose, poi ci spiegherà anche gli altri ruoli come segretario di un'associazione importante, ma in particolar modo di Delta Veneto, perché oggi ci parla di un'azione di class action, quindi di azione collettiva, contro il recupero credito dei comuni e quindi la possibilità di bloccare le varie azioni di recupero credito che effettivamente stanno mettendo in ginocchio tantissime aziende. Quindi Walter, se ci vuole spiegare in cosa consiste questa class action, o meglio ancora in italiano questa azione collettiva, e che risultati avete raggiunto. Bene, allora abbiamo riscontrato, io sono responsabile dell'ufficio legale di Delta Veneto e non sono un avvocato, ma sono quello che gestisce gli avvocati e i tributaristi che vanno in difesa dei cittadini veneti in autodeterminazione. Poi spiegheremo cosa vuol dire l'autodeterminazione. Abbiamo riscontrato che ci sono delle violazioni alle leggi italiane non indifferenti. Esiste un albo al MEF, che sarebbe il Ministero dell'Economia e delle Finanze, un albo dei soggetti abilitati a recupero crediti, Abaco, Area, Sorit, chi più ne ha chi più ne metta. Sono circa 90-95 agenzie che recuperano crediti. Queste sono illegali, a parte perché violano la legge 881-1977 e il decreto legislativo 212-2010, ma soprattutto è stato creato un decreto legge che era in data 30 settembre 2005, il numero 203, che è stato trasformato in legge il 2 dicembre del 2005. Sappiamo che i decreti legge devono essere trasformati in legge dopo 60 giorni. Questo, essendo stato trasformato in legge dopo 64 giorni, è una legge illegale. Pertanto noi... Scusa, che era un decreto legge che concedeva a questi recupero crediti di agire in nome per conto dello Stato. Essendo pertanto illegale questa legge, loro non possono venire a chiedervi soldi, a fare pignoramenti, fermi amministrativi e quant'altro. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto una denuncia massiva, o class action, o chiamiamola come vogliamo, dove chiediamo alla Corte Costituzionale, al Consiglio Superiore della Magistratura e al Ministero dell'Economia di agire, cancellare, annullare tutto quanto. Questa denuncia è molto importante perché vado a leggere proprio cosa riporta. Ritenendo pertanto illegale e illegittimo qualsiasi atto nei confronti dei cittadini firmatari del seguente esposto denuncia, si comunica che siamo a chiedere la sospensione dell'esecuzione degli atti originari ai sensi dell'articolo 624 del Codice di Procedura Civile e per tutti i procedimenti in corso fino a sentenza definitiva. Cosa vuol dire? Che noi andremo fino in Cassazione, anche alla Corte Europea, se dovesse essere, e per cui fino a quel momento tutte le azioni legali nei confronti di chi firmerà questa denuncia sono sospese. Addirittura, se faranno azioni di richiesta soldi o di andare a recuperare i soldi nel conto corrente, faccio un esempio, si tratta di tentata estorsione o appropriazione indebita, per cui un reato penale perseguibile anche con l'arresto. Per cui nel momento in cui loro agiranno in questo modo, noi andremo a denunciare chi lo fa e proprio a farli arrestare se dovesse esserci bisogno. C'è già stato qualcuno che ha approfittato di questo? Abbiamo una marea di firme, perché questa qui è una denuncia che rimane aperta. Cosa vuol dire? Che noi sistematicamente ogni mese raccogliamo firme e ogni fine mese tutte le firme raccolte sono spedite, che fanno accumulo sulla denuncia. Sì, però la domanda era questa: qualcuno è riuscito a bloccare vari pignoramenti? Certo, perché con questo qua, man mano che arrivano le denunce loro sono obbligati a farlo, non è che ci riusciamo. C'è una legge che lo dice, c'è un articolo 624 del Codice di Procedura Civile. Quindi se uno volesse collegarsi con voi, cosa deve fare? Si collega al sito www.deltaveneto.org e fa una richiesta di adesione, dopodiché noi lo contattiamo e si iscrive, costa 20 euro. Questa denuncia massiva qui costa 50 euro perché abbiamo dei costi dell'avvocato e abbiamo
pronta anche una denuncia contro l'Agenzia Entrate e Riscossioni, che è molto più importante. Giusto per dare una piccola infarinatura su questa qua dell'Agenzia Entrate e Riscossioni, qui ci sono 27 violazioni alle leggi italiane, non una, ne dico una per tutte. Quando nel 2017 è stata trasformata Equitalia ad Agenzia Entrate e Riscossioni, che era un ente privato, è stato trasformato in ente pubblico, tutti i dipendenti sono stati assunti senza concorso pubblico, articolo 97 della Costituzione. Avendo violato questo articolo, tutti i dipendenti sono nulli, nessuno può firmare le cartelle, tutte le cartelle che arrivano a casa sono nulle. Perfetto, noi riportiamo e ringraziamo naturalmente anche vedo che ha la documentazione appropriata. Se qualcuno ne vuole sapere di più, naturalmente abbiamo detto può rivolgersi al sito deltaveneto.org. Trovano anche il mio numero scritto, per e cui quindi possono trovano anche il numero di Walter Michelini, che ricordiamo, oltre a far parte di questa associazione, e anche, lo faccio dire a lei, sono segretario nazionale dei Venetians for Freedom Front, che è un fronte di liberazione nazionale iscritto all'ONU, pertanto soggetto giuridico internazionale, e faccio parte del consiglio della Confederazione Territori Veneti, che è la confederazione che sta creando la costituzione dei territori che sono liberi dal 2010 in grazia al decreto legislativo 212.